Le prime elezioni amministrative in Friuli dopo la liberazione si tennero in tre successive tornate: marzo-aprile del 1946, ottobre-novembre del 1946, giugno-luglio del 1947. Furono la prima prova democratica per elettori e partiti dopo quelle del 1920. La prima tornata delle amministrative, del marzo-aprile 1946, precedette il referendum istituzionale Monarchia-Repubblica e le elezioni per l'Assemblea Costituente del 2 giugno 1946. Nelle elezioni del 2 giugno per l'Assemblea Costituente, i risultati nella provincia di Udine premiarono la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, che ottennero rispettivamente il 46 e il 31%. I democristiani elessero nella 11ª circoscrizione Udine-Belluno Guglielmo Scheratti, Giuseppe Bettiol, che optò per un altro collegio, Tiziano Tessitori, Luciano Fantoni, Bortolo Manlio Pat, Giuseppe Garlato e Michele Gortani. Esaminando le biografie degli eletti si delinea il quadro di una classe dirigente democristiana formatasi durante il periodo prefascista nell'associazionismo cattolico e, nel caso di Tiziano Tessitori e Luciano Fantoni, pionieri del movimento cattolico, nel laboratorio politico e sociale da cui sarebbe uscito il popolarismo friulano. Appartenevano al mondo delle professioni, in particolare di quella forense o alla docenza universitaria, il cervignanese Giuseppe Bettiol, nel campo del diritto penale, e il carnico Michele Gortani, nei campi della geodinamica, della geografia fisica, della geologia applicata e della speleologia. Giuseppe Garlato, vice sindaco poi sindaco di Pordenone dal 1946 al 1956, Guglielmo Scheratti e Luciano Fantoni, sindaco di Gemona durante la Grande Guerra, assunsero ruoli politici nella cospirazione antifascista dopo la caduta del fascismo e durante i 20 mesi di occupazione tedesca. I risultati elettorali del 2 giugno 1946 avevano fatto assumere un ruolo di primo piano anche al Partito Socialista, che si affermò come seconda forza politica, riuscendo ad eleggere 3 deputati: l'avvocato Giovanni Cosattini, che aveva visto incendiati e devastati la sua casa e il suo studio nel 1926, Gino Pieri, il medico che durante l'occupazione tedesca curò i partigiani, l'agronomo Giuseppe Ernesto Piemonte, figura di spicco del socialismo riformista. Alla Costituente venne eletto un solo esponente del Partito Comunista, Mauro Scoccimarro, ministro per l'Italia occupata nel governo Bonomi e ministro delle Finanze nel governo Parri, che optò per il collegio unico nazionale, consentendo a Giacomo Pellegrini, che aveva partecipato nelle file repubblicane alla guerra di Spagna, di subentrargli. Il tema affrontato dalla Costituente, che più da vicino concerne la situazione non solo economica e sociale, ma anche politica e culturale del Friuli e della Venezia Giulia, è la questione dell'autonomia regionale, tema che Tiziano Tessitori aveva inserito nel dibattito pubblico con un breve saggio nel luglio 1945. Il problema dell'autonomia friulana fu affrontato dalla Costituente il 18 dicembre 1946, il 1 febbraio 1947 e nella seduta plenaria del 27 giugno 1947. Quando si giunse all'esame dell'articolo 108 del progetto di Costituzione, l'elenco del gruppo di regioni per le quali si prevedevano forme e condizioni particolari di autonomia ne comprendeva solamente 4: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. Il deputato democristiano di Trieste Fausto Pecorari, intransigente interprete della necessità di salvaguardare l'italianità di Trieste, dell'Istria e di Zara, propose per realizzare efficacemente tale tutela la costituzione di una regione Giulio-Friulana e Zara, dotata di autonomia speciale.
Nel dibattito intervenne Tiziano Tessitori e propose di sopprimere all'emendamento Pecorari le parole Zara, in modo che la denominazione della nuova regione a statuto speciale sarebbe stata Friuli Venezia Giulia. In quella occasione si espresse a favore del riconoscimento dell'autonomia speciale alla regione Friuli Venezia Giulia. Con quali motivazioni? Non per il fatto che il Friuli fosse una regione mistilingue, ma come strumento di pacificazione con il popolo vicino, con quel mondo slavo con cui il popolo friulano aveva avuto da secoli rapporti pacifici. Nella seduta del 27 giugno, l'articolo 108 venne posto in votazione e risultò approvato nella formulazione che includeva tra le regioni a statuto speciale anche il Friuli Venezia Giulia. Quando il giorno 28 giugno giunse in Friuli la notizia del voto della Costituente, la notizia provocò la reazione del presidente della Deputazione provinciale di Udine, che chiese a Tiziano Tessitori di spiegare le ragioni che lo avevano condotto a richiedere per il Friuli l'autonomia speciale, esclusa sino a quel momento. La risposta del Tessitori fu che il suo era stato un atteggiamento dettato da imprescindibile necessità. Se non si fosse seguito quel percorso, non si sarebbe pervenuti neppure al riconoscimento del Friuli tra le regioni a statuto ordinario. Tuttavia, nella Costituzione fu inserita la 10ª norma transitoria che includeva il Friuli tra le regioni a statuto normale, rinviando ad un secondo momento l'adozione dello statuto speciale. La specialità della regione approvata a giugno non veniva però cancellata, ma soltanto sospesa in attesa che la questione dei confini orientali e la sorte di Trieste venissero meglio definite.